in compagnia di Pavoletti e Mancuso. Ora il pressing alto da parte di Pavoletti, la palla data a sinistra, il tentativo di affondo da parte del Venezia, che certamente in attacco propone delle cose interessanti. Il tocco di Novakovic, la palla recuperata da Hernandez, aggira Cuisanzi che ritorna su di lui, poi la palla per De Jola che dà ancora verso Altare si sposta a sinistra, spinge verso Barreca che non è ancora entrato bene in partita, il lancio lungo a cercare Mancuso è sbagliato, infatti Altare è costretto al lancio, quando invece al suo fianco aveva Barreca che secondo me si deve proporre un po' di più dalla fascia sinistra. Sono partiti pochissimi attacchi laterali con il fluidificante in azione, molto di più ha fatto Zappa da quest'altra parte. Ora il tocco centrale ancora con il pressing del Cagliari, Pereiro che va sul giocatore del Venezia, lo costringe a servire all'esterno dell'area, il rilancio lungo, l'anticipo mancato a De Jole, attenzione a Cuisanzi, ma la chiusura di Rog, il passaggio per Goldaniga e poi mette ordine Altare dando a Zappa che può affondare, avanza Zappa, porta il pallone, ancora Zappa, dentro per Pavoletti, sponda a cercare Pereiro, il pallone inseguito a Pereiro è troppo lungo, non può essere raggiunto dal giocatore uruguaiano, si perde direttamente in fondo al campo. Anche stavolta però il tentativo di Trama forse è stato disturbato un poco dal vento che soffia alle spalle in questo primo tempo al Cagliari, il pallone rimbalzato e poi volato via con Pereiro che non è riuscito più a cambiare il passo per poter riuscire ad arrivare su quel pallone. Ora Ionen che va al rilancio, pallone frenato anche in questo caso dal vento, il colpo di testa a parte di Goldaniga, poi quello successivo di Nandez sull'avversario, altro retropassaggio per Ionen che deve controllare il pallone con i piedi, lo sposta col sinistra, Alessandro lo manovra sempre col sinistro, lo dà all'esterno, attenzione pressing di Nandez, poi la palla seguita a sinistra, va in pressing anche Pereiro, poi il pallone allontanato dall'intervento di Busio, il pallone per Busio ancora che cerca di ripartire, tocco centrale, apertura di poi Amparo per lo scatto a destra del solito Zampano che porta avanti il pallone, grosso, meglio tiro cross, la palla rientra spinta dal vento, il controllo di Novakovic, il duello con Zappa, ancora Novakovic, la sponda, il tentativo di triangolo largo non riuscito, Nandez che recupera, tenta il rilancio in una zona dove ci sono maglie rosso-blu, inseguono la palla in due ma il retropassaggio riesce a disimpegnare la squadra veneziana che con il portiere Ionionen può ancora una volta impostare, passaggio laterale per Anderson, da questi a sinistra per Busio, da Busio nuovamente ad Anderson, il controllo al giocatore numero 32, scusate Ceccaloni non Anderson, mi sembrava strano perché abitualmente gli Anderson sono tutti biondi, il pallone ancora per Zampano, spinto alle spalle a Barreca e calcio di punizione per la squadra ospite, sempre 0-0 con il Cagliari che adesso non è riuscito a costruire le sue trame, ma con una partita che propone due squadre che soprattutto in fase d'attacco mostrano di avere le armi per poter rendere la partita piacevole. A voi studio. E quindi torneremo da Vittorio Sanna tra qualche minuto per continuare questo racconto di una partita che sembra davvero emozionante, anzi lo stiamo vedendo con i nostri occhi perché comunque il Cagliari sta sfidando questo Venezia di qualità che con le sue trame non riesce a essere esageratamente diciamo letale fino ad ora, ma sta sfruttando bene gli errori, i piccoli errori o i disimpegni sbagliati della squadra rossoblù. Sì, vanno forte e questo è per noi un problema. Assolutamente. E fin là non buttano una palla, quindi fanno anche un buon giro palla in fase difensiva, a centrocampo quasi sempre lo saltano con queste verticalizzazioni basse lunghe e intanto ha preso il palo poi un palo ha preso il palo. È davvero pericoloso, come abbiamo detto, il finlandese che conta parecchie presenze in nazionale, si è conquistato questa azione, la sponda del compagno, si ferma, se la porta sul destro, manda al baretto Altare, poi la palla gli passa sotto le gambe durante la scivolata, si conclude sul palo e poi esce dall'altra parte giusto per aumentare quel brividino in più che non fa mai male. Anche loro come noi non danno nessun tipo di riferimento, le due punte nonostante strutturate, sì. Una è 92, una è 90 poi Ampalo, una è 92 è Novakovic, l'ho azzeccato grande, giusto? Assolutamente. Non danno nessun tipo di punto di riferimento, tant'è che adesso prima quando ha preso il palo poi Ampalo si è trovato in aria il numero 5, cioè l'interno di centrocampo, quasi a fare la punta. Lo stesso
Lo stesso Cuisance viene a prendere palla dalla difesa, cioè il Venezia è un po', diciamo, stile Cagliari, cioè giocano bene, una squadra molto organizzata, una squadra anche aggressiva, come lo sta facendo il Cagliari. Assolutamente, con Poyampalo che davvero insieme a Novakovic possono essere un pericolo, perché giocano, tra l'altro, nonostante quello che ha detto Vittorio, comunque di una squadra nuova, rivoluzionata, stanno iniziando a trovare davvero gli ingranaggi, perché si trovano con parecchia facilità tra di loro. C'è un bel gioco da parte del Venezia che obiettivamente se la sta giocando a viso aperto con il Cagliari, e forse nell'ultimo frangente sta anche avendo una superiorità, almeno per quanto riguarda il possesso e anche le occasioni create. Sì, sono curioso di vedere dopo le statistiche, però penso proprio di sì. Cosa ti volevo dire? Speriamo che comunque queste statistiche vengano inquinate dall'ultima parte di primo tempo. Mi ha affascinato questa azione di Marco Mancosu, perché si è portato palla con doppio passo e tutto quanto, e quando vedo delle cose tecniche mi fisso sulla televisione. La devi spostare questa televisione. Si emoziona Claudio, si emoziona. Io con i due Marco mi emoziono sempre, quindi Marco Rog e Marco Mancosu ho un debole. Vabbè, stiamo parlando comunque di tantissima qualità che ha anche la partita, un'altra delle partite che si è sbloccata, quella tra Spal e Genoa, con il vantaggio al 19esimo della squadra ospite, firmato da un goleador della serie cadetta, ovvero Massimo Coda, che quindi manda avanti il Grifone in un avvio di campionato che sta mantenendo comunque le aspettative dei tanti tifosi genoani che si sono stretti intorno alla squadra dopo la retrocessione dell'anno scorso. Uno dei più esperti giocatori della Serie B, Massimo Coda, che deriva da un percorso fatto iniziato in C molto bene e poi si è fermato in Serie B. In Serie A magari ha fatto un po' di fatica, ha fatto poco per le aspettative che aveva, ma ragazzi, al Genova. Certo, assolutamente. Invece raddoppia il Bari, ancora con qualità, trova anche il gol dopo l'assist per la prima realizzazione, Nicola Bellomo, che appunto trova il 2-0 del Bari sul Brescia quando ci troviamo al 27esimo minuto, con il Cagliari che in questo momento non riesce davvero a costruire, non riesce a sorprendere un Venezia che controlla la partita dal punto di vista difensivo e riesce a inibire qualsiasi tentativo di lancio o verticalizzazione della squadra rossoblù. Sono convinto che però il gol potrebbe arrivare da un momento all'altro, soprattutto su calcio piazzato. Noi dovremmo sfruttare di più le fasce, come diceva Vittorio, abbiamo spinto bene dalla parte di Zappa, ma poco o niente dalla parte di Barreca, e questo è un peccato, perché sicuramente il Cagliari ha studiato il Venezia nelle loro partite precedenti, ha visto che il Venezia ha preso la maggior parte dei suoi gol anche in maniera come facile, puoi dire, cioè, sì, nel senso scontato, maldestra, cioè una palla laterale, loro non marcano bene la linea difensiva non marca bene l'uomo, una palla semplice, e hanno preso, se non sbaglio, 5 gol così. Speriamo davvero che continuino con questo filotto e ne prendano un paio anche da noi sia sbagliando loro che per merito nostro, cioè mettiamo tutte e due le causali alla fine del risultato, quello che ci interessa maggiormente in una partita che si può rivelare importante anche per il resto del campionato, perché se il Venezia gioca così davvero possiamo aspettarci una seconda parte, anzi un continuo di stagione di livello. Ricordiamoci che il Venezia è 16esimo in classifica, sì, cioè sono partiti con tutt'altro obiettivo. Certo. Quindi per forza di cose questa squadra deve dare, sta tirando qualcosa in più, perché sente sicuramente che non merita quella posizione. Una munizione intanto arriva anche in casa Cagliari, si tratta di Marco Rog, quindi primo ammonito è il centrocampista rimasto in Sardegna dopo le voci di mercato di quest'estate, che compone forse il jolly, il fiore all'occhiello, il gioiello della nostra squadra. Il gioiello del campionato. Sì, assolutamente. Marco Rog è davvero un giocatore di caratura importante, davvero importante, con classe da vendere. Intanto il Cagliari che ha difeso bene questo calcio di punizione dalla tre quarti, spedendo la palla in fallo laterale, mantiene la pressione il Venezia in zona offensiva. Vedremo come sfrutterà questa rimessa in gioco dalla zona di destra.
destra. Siamo arrivati intanto al 30° minuto o giù di lì, forse un po' di più, perché noi arriviamo più tardi degli altri e di conseguenza vediamo primo terzo di partita, valutazione. Diamo una valutazione in questi primi 30 minuti, Claudio, prima di passare la linea poi a Vittorio Sanna. Sì, guarda, riguardo alla parità, è una parità molto, molto piacevole, sembra quasi una partita di tennis, la palla che va da una parte all'altra in zona gol ed è quindi molto piacevole da vedere. Forse occasioni sta vincendo il Venezia, a livello di aggressività, di gioco stanno equivalendo le due squadre. Un Cagliari che quindi deve trovare la chiave di volta per cercare di scardinare un Venezia molto organizzato, è venuto a Cagliari con tutte le intenzioni di far male. Intanto l'arbitro continua a lasciar giocare molto inglese. Nominiamo l'arbitro perché è la prima volta che dirige le due squadre. Il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria non ha mai diretto nessuna delle due squadre, solo 5 le direzioni tra professionisti e solo 2 in questa stagione, che ha visto appunto il direttore di gara estrarre rispettivamente 6 e 7 gialli nelle 2 partite che ha arbitrato, e quindi ci aspettavamo questa, almeno io che ho visto queste statistiche mi aspettavo comunque un arbitro non troppo esigente, diciamo non troppo punitivo, ma più lascivo per molte occasioni. Noi torniamo da Vittorio Sanna per farci raccontare la partita nei suoi 3 minuti di cronaca. 33esimo iniziato da qualche secondo con il Cagliari che imposta. Hai detto bene in merito all'arbitraggio che sta permettendo tanto, ma si è messo di mezzo poco fa l'assistente di destra, che invece gli ha segnalato uno di quei falli che lui non sta fischiando e ha costretto all'interruzione dell'azione di Nandes. Attenzione ora a Mancosu che porta avanti il pallone, a destra c'è largo Zappa, il controllo di Zappa rende a Mancosu, subito attaccato a Cuisance. C'è una ragione per la quale il Cagliari sta faticando, è l'aggressività a centrocampo del Venezia, che sembra avere maggiore ritmo e maggiore velocità rispetto al Cagliari stesso. Attenzione a Mancosu ancora, porta avanti il pallone, cerca Pavoletti, la sponda, palla ribattuta, è inutile, e questa è la differenza in velocità e aggressività. Cuisance che parte, tenta di superare De Iola, non c'è fallo, quindi il pallone è recuperato dal Cagliari. Il tocco di Altare per De Iola per Nandes, il controllo di Nandes, subito attaccato da Cuisance che gli mette anche le mani addosso. L'arbitro si avvicina, lo punta, gli indica con l'indice, va verso Cuisance, l'arbitro invita anche Nandes a rallentare, il calcio di punizione già battuto, il tocco verso sinistra dove c'è il pallone che ritorna da Rog verso il centro, Goldanica lo porta avanti, lo spinge nella metacampo avversaria, lo poggia ancora per Mancosu che ritorna però anche all'indietro. Sono ora schierati per bene i giocatori del Venezia che partono dalla difesa 3, che difenda però anche la difesa 5 all'occorrenza. Il tocco di Nandes, la palla per De Iola, si può incuneare, avanza De Iola, appoggia per Rog, il controllo di Rog che può appoggiare a sua volta per Barreca, 16 metri, Barreca punta all'uomo, vediamo se riesce il cross, palla dentro, in bocca al portiere, la palla dritta per dritta, non ha girato verso l'interno, si è persa direttamente sul fondo, in pratica un bocconcino per il portiere invece che una caramella per gli attaccanti. 34 minuti trascorsi, sempre 0-0 il punteggio, il tocco verso destra, all'esterno dell'area c'è il rilancio da parte del Venezia con il tacco di Anderson, l'anticipo stavolta buono di Altare, la palla per Rog per Pereiro, la sponda non scatta, o meglio è troppo profondo il pallone, non arriva nessuno, l'intuizione non era male ma la velocità dei giocatori del Cagliari in attacco in questo caso non sopperivano, e al tocco di Pereiro ancora Busio che manovra. 34 minuti e 31 secondi, il tocco ancora verso destra, il pallone che ritorna all'indietro ancora, pressing alto da parte del Cagliari, il rilancio di Jojolen, il pallone recuperato ancora da De Iola, appoggiato a Barreca che rallenta notevolmente, ancora De Iola in possesso di palla, il tocco all'indietro per Altare, Barreca praticamente non sufficiente in questo primo tempo, fino a questo momento è veramente giù di ritmo rispetto anche a un Cagliari che fatica a tenere il ritmo del Venezia, dobbiamo ammetterlo. Mancosu all'indietro per Zappa cambia e va a cercare Altare che poi allarga verso Rog che controlla il pallone, lo appoggia in direzione di Pereiro che rende ancora all'indietro, va a cercare spesso il pallone Pereiro, e questo dimostra che il giocatore probabilmente ha fatto qualche click in più rispetto ad altre partite in cui si estrainava. Attenzione a Zappa chiuso nella sua azione, ancora ultimamente
dal giocatore numero 5, si trattava per la precisione di Aps, tenta di partire il Venezia, non vi riesce, ottima chiusura, passa Rog, c'è il fallo e il calcio di punizione per il Cagliari. 35 minuti, 35 secondi, punteggio che non cambia, sempre 0-0, arbitro che adesso ha adottato forse un metodo diverso, ci stava forte il cartellino per l'avversario, così non ha fatto e quindi linea che torna allo studio. E quindi un Cagliari che ci prova nonostante le difficoltà che sta incontrando a affrontare questo Venezia coriaceo, così lo possiamo chiamare. Ma sai, stiamo trovando difficoltà perché non riusciamo a sorprendere il Venezia, cioè gli stiamo dando la possibilità di mettersi bene, quindi facendo un 3-5-2 soprattutto sulle fasce loro sono belli coperti, no? Quindi non stiamo dando quella velocità nelle ripartenze che possono far male. Il Venezia è una cosa positiva che ha trovato il loro allenatore. Il Venezia ha iniziato il campionato col 4-3-3, poi da Pisa ha cambiato col 3-5-2 e devo dire che lo stanno facendo alla lettera, perché lo stanno facendo veramente bene. Quindi ottimo, complimenti al Venezia che sta giocando molto bene. Noi dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi del Sud Tirol che sono all'ascolto, perché mi ero dimenticato che è cambiato il punteggio anche la partita del Sud Tirol. Il Palermo sta perdendo in casa appunto contro quest'ultima compagine, il gol è arrivato al 20° e porta la firma di Odogwu, quindi 1-0 Sud Tirol, ma sono cambiate anche altre partite. Il Bari ha subito il gol del 2-1 e quindi Brescia che torna in partita in questi istanti quando siamo intorno al 35° minuto di gara. Vediamo appunto chi ha segnato del Brescia, non abbiamo ancora il marcatore, ha segnato anche la Ternana che va in vantaggio a Cittadella, 1-0 per la squadra verde rossa. Il gol è arrivato da Palumbo al 34° e quindi 1-0. Vediamo se abbiamo il marcatore del Brescia al volo, se no continuiamo il commento. No, continuiamo il commento con la partita perché il Cagliari è pericoloso, Claudio. Il Cagliari è pericoloso, ha una punizione laterale su fallo di Rog. Siamo a quanto? Siamo belli in lato, si può provare. Quasi all'altezza del limite dell'area a lato. Vediamo un po' come andrà questa punizione. È incredibile, ha fatto un gol incredibile Marco Mancosu. Ma che cosa ha fatto? Non vediamo l'ora di sentire il commento di Vittorio su questa rete devastante. Calcio di punizione dal lato più o meno all'altezza del limite dell'area di rigore, però bello spostato, un destro devastante che va a infilarsi all'incrocio dei pali sul secondo. Marco Mancosu porta in vantaggio il Cagliari con il secondo gol del suo campionato e quindi grande realizzazione. Ha tirato forte in porta, da lì ci si potrebbe aspettare anche un cross, invece lui ha tirato forte in porta, c'è stata una piccola deviazione, non so di chi, ma leggerissima, e la palla si è insaccata in porta, ma ha tirato una bomba Marcolino. Assolutamente sì, gran gol, quindi un Cagliari che passa in vantaggio in una partita difficile contro una squadra che stava davvero mettendo alle strette il rossoblù, ma come detto da Claudio Pani, non è che lo mettiamo qua in studio a caso, Claudio Pani. Claudio Pani cosa ha detto 3 minuti fa? Ha detto è una bella partita ma potrebbe arrivare il gol da calcio piazzato, e quindi con la sfera magica Claudio in realtà noi lo trova in ritardo. Io l'avevo già visto il gol, per quello ho detto questa cosa. no siamo molto in ritardo. E quindi 1-0 Cagliari, l'umore sale dopo aver temuto, visto il primo tempo da campioni messo in campo dalla squadra ospite. Sì, assolutamente. Vorrei dirti una cosa, questo gol non è solo importante perché ha sbloccato il risultato, ma perché permette al Cagliari di ripartire più velocemente, in quanto loro sicuramente ora porteranno tutto il baricentro in avanti, quindi il centrocampo salirà, la fase difensiva del Venezia non sarà più così bassa rispetto ai primi 37 minuti, perché vediamo che quando il Cagliari prende palla gli attaccanti lasciano giocare i 4 difensori del Cagliari.
Successivamente tutta la squadra del Venezia si riporta nella propria metà campo, quindi siamo sempre in inferiorità numerica, siamo 11 contro i nostri centrocampisti e i nostri attaccanti, e questo ci ha chiuso le giocate. Quindi molto molto importante aver sbloccato una partita su calcio piazzato. Assolutamente, torneremo a parlare di questi temi tattici tra pochissimo, perché adesso dobbiamo lasciare spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci nuovamente in studio a Suon di Gol per seguire la partita tra Cagliari e Venezia, che in questo momento porta il risultato di 1-0 per la squadra sarda, vantaggio pochi minuti fa con il calcio di punizione letale di Mancosu, deviato, come ha detto bene il signor Pani qua presente, deviato da un giocatore avversario, era Poyampalo, che ha alzato la traiettoria mandandola sul secondo palo. Intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci mandano i messaggi. Prima di tutto abbiamo Alessio che come sempre ci augura forza Casteddu. Oggi l'abbiamo citato tardi, ma ti abbiamo citato Ale anche oggi. E Manuel che ci ha scritto adesso forza Cagliari. Ciao Manuel, tifosissimo del Cagliari, contento per il gol anche dal caps lock che ha utilizzato per mandarci il messaggio. Intanto punizione pericolosa per il Venezia, ma Pavogol è riuscito a mettere bene in calcio d'angolo. Quanto pensi darà di recupero in questo frangente, in questa prima parte? Ma sinceramente non tanto, perché si è giocato molto, a parte una botta che ha ricevuto i primi minuti un giocatore del Venezia, penso che potrebbe dare 1 o 2 minuti. Sì, quindi sarà un recupero corto in questo finale di prima frazione, appunto, con il Venezia che cerca di riportare il risultato in parità. È un Cagliari che però si difende bene e prova a ripartire. Ora, a proposito del 3-5-2 che dicevi, è anche importante il fatto che adesso gli esterni dovranno fare un doppio lavoro ancora più estenuante, visto che saliranno molto quando ci sarà da difendere, e nel secondo tempo un giocatore come Lovumbo o un Falco, come citato prima, potrebbe essere una chiave per davvero fare male alla retroguardia veneziana. Assolutamente, ricordiamoci che Zampano è anche già munito e Lumbo è bravissimo a fare munire gli avversari, perché con la sua velocità, non lo fa apposta chiaramente, ma con la sua velocità mette in difficoltà chiunque. No, più che altro non lo puoi spostare, quindi a volte quando poi lui ci crede sempre sul pallone, anche quando sembra perso, e lì molti giocatori vanno nel panico, anche d'esperienza, perché ha quella foga del ragazzino che vuole a tutti i costi conquistarti il pallone, e se non sei bravo a gestirlo rischi di fallo tu, perché ti mette le gambe davanti e diventa un problema. Foga e forza anche, perché non riesce a spostarlo, ha le gambe veramente
veramente grosse questo ragazzo, quindi permettono di stare ben piantato al terreno e i giocatori o lo fermi col fallo o hai la fortuna di fermarlo. Esatto. Intanto dovevamo dare un aggiornamento perché il gol del Brescia è stato annullato e in questo momento è arrivato il tris del Bari che quindi conduce per 3-0 in casa quando siamo allo scoccare praticamente del 45esimo, e visto che siamo in questo esatto momento diamo la linea a Vittorio Sanna per gli ultimi minuti. Per l'ultimo minuto di questa partita, dopo il gol di Mancosu, il Cagliari ha controllato la partita, poche occasioni per il Venezia, ma anche pochi affondi del Cagliari. Attenzione alla Deiola, porta avanti il pallone, lo controlla, si ferma sull'attacco dell'avversario, dà l'indietro per Altare, da Altare a Roghi. Importante anche arrivare agli spogliatoi col vantaggio. Il tocco di Pereiro infatti all'indietro per Altare, possesso palla gestito dal Cagliari, 5 minuti 30 secondi. Altare ancora verso sinistra per Rog, il controllo di Rog, porta avanti la palla, viene incontro Deiola, lo serve, accelera Deiola, spinge ancora la palla verso Barreca tenta la sponda, pallone ribattuto in fallo laterale, 45-40 con Mancosu che riceve, porta avanti il pallone Mancosu, tenta il dribbling, dà all'indietro per Pereiro che mette ordine, poi cambia gioco verso destra, possesso palla fino alla fine probabilmente 45-55, Rog che è intervenuto, il tocco per Mancosu, ancora il triangolo, la palla per Pavoletti, ancora Pereiro, tenta di liberarsi, Pereiro porta il pallone, lo cede a Nandez, ma l'arbitro che aveva atteso un attimo quando aveva preso la palla, Pavoletti è andato poi a fischiare la fine del primo tempo. Cosa dire? Che ci sono proteste da parte dello staff del Cagliari e ritengo anche giuste, perché l'arbitro, che era stato coerente per buona parte del match, all'improvviso ha ammonito Goldaniga per uno dei tanti falli che in certi casi non aveva neanche sanzionato, quindi una contraddizione questa che ha fatto saltare in piedi l'intera panchina del Cagliari, che ha continuato a protestare anche ora alla fine del primo tempo. Punteggio di 1-0, gran gol di Marco Mancosu, l'unico modo forse per sbloccare la situazione è Cagliari che a questo punto va al riposo con un vantaggio importante, anche perché poi il Venezia, che è stato abile molte volte nelle ripartenze in velocità, dovrà fare qualcosa di diverso al secondo tempo e magari anche concedere qualche spazio in più per le controffensive cagliaritane. Quindi un primo tempo che va in archivio, il Cagliari in vantaggio appunto per 1-0 come appena detto da Vittorio, grazie al gol di Mancosu. Come valuti questa prima frazione, Vitto? Dici un po'. Ma è stato un Cagliari che ha dovuto anche soffrire, quindi questa è la cosa che mi piace di più, il fatto che nella sofferenza abbia trovato poi comunque la capacità di resistere e di contrattaccare. Non è stato un primo tempo facile, perché il Venezia secondo me sul piano del ritmo, sul piano dell'aggressività ha mostrato qualcosa in più e ha sfiorato con due grandi occasioni prima del Cagliari il grande gol, e il Cagliari quindi è stato capace di fare quadrato, di aiutarsi a vicenda, di trovare la soluzione, fino a quando poi non si è verificata l'occasione per il grande campione. Noi ne abbiamo uno in squadra che ci è arrivato tra capo e collo, uno di quelli che quando partono bisogna vedere se è buono, e quando è tornato ha dimostrato di essere un fuoriclasse, come molti neanche sapevano. È proprio così. Intanto diamo anche un altro aggiornamento finale per questo primo tempo a quanto riguarda il resto delle partite, perché è passato in vantaggio il Parma in casa contro il Frosinone in questa sfida di vertice grazie al rigore trasformato da tutti noi, quindi Parma che termina questa prima frazione in vantaggio, così come il Cagliari. Claudio, chi ti è piaciuto di più in questo primo tempo? Guarda, mi è piaciuto molto l'atteggiamento che ha assunto il Cagliari, quindi questo atteggiamento che ha rimarcato anche Vittorio, questo atteggiamento di sofferenza che ci sta, però la capacità poi di reagire, quindi di andare magari subito in verticale, anche se i tempi erano un pochino più lenti, però è una grande lezione che il Cagliari ha imparato nelle partite precedenti, cioè il saper soffrire, e poi le partite le sblocchi anche così. Vito, invece su cosa pensi si concentrerà Liverani nelle richieste che farà ai suoi durante questa prima frazione, durante il break negli spogliatoi? Secondo me la maggiore attenzione la rivolgerà alla fase di centrocampo, dove effettivamente qualche pallone perso rischiava di diventare particolarmente pericoloso. Ecco, nella formazione che lui ha schierato ha cercato gli equilibri, però ci sono alcuni giocatori in particolare che io metterei alternativi l'uno all'altro durante le partite, vista la richiesta che hai a disposizione, e secondo me questi due sono Rog e Nandez. Rog e Nandez per caratteristiche, anche se poi ciascuno ha delle caratteristiche differenti, ma sono
uno per peso fisico. Sono due giocatori che ti portano via la possibilità della struttura dell'essere possente in mezzo al campo. L'unico, chiamiamolo gladiatore del primo tempo, che poteva andare anche al corpo a corpo sul piano atletico, era De Jong, con Makumbu interno, e che può permettere certamente di poter avere in staffetta Rogue e Nandez, che secondo me possono essere due giocatori alternativi per nell'economia di una logica che vede le partite nei 90 minuti con tante partite dentro. A mio giudizio ci può stare un concetto di questo tipo, e dovendo pensare al secondo tempo, secondo me Makumbu sarà uno dei primi a entrare in campo. Sono assolutamente d'accordo con te, anche io avrei inquadrato in Makumbu una delle opzioni più semplici, anche da non aspettare troppo nel secondo tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, e poi sarebbe il caso di metterlo dentro, anche perché ha quell'esplosività, quella velocità nello stretto che può risultare poi chiave contro giocatori stanchi, Claudio. Sì, guarda, ha detto bene Vittorio, è inevitabile quasi questo cambio. Il Venezia non solo è molto aggressivo, ma è anche in superiorità numerica a centrocampo. Nonostante quello, abbiamo anche le due punte del Venezia che vengono a fare densità a centrocampo, quindi per forza di cose diventa una sostituzione quasi inevitabile. Chi toglieresti, Vitto, più tardi nella partita? Non deve essere immediato. La logica dice Rogue, è già ammonito. Certo, anche io infatti ero su quell'opzione, e penso anche Liverani, perché è uno dei cambi più frequenti. Sicuramente Marco Rogue ancora è meglio un po' più dosarlo rispetto a Nandez, viste gli infortuni intercorsi negli ultimi 2 anni, Claudio. O pensi che abbia già recuperato pienamente? Penso che da quello che ci ha fatto vedere le ultime partite abbia recuperato quasi pienamente. La logica dice Rogue, il mio cuore dice che Rogue deve giocare sempre. È difficile mettersi contro il cuore di Claudio, è una battaglia che vince tranquillamente. Vitto, dici qualcosa, cosa ti aspetti da questa seconda frazione, sia da parte del Venezia che appunto da parte dei nostri? È una partita apertissima, è inutile che ci illudiamo, non è assolutamente una partita segnata in modo definitivo, perché devi continuare a giocarla come se fossimo 0-0. Il Venezia ha mostrato di avere in attacco grandissime qualità, poi Amparo, Novakovic, non solamente quindi Cuisance, e a centrocampo con giocatori come Busio e Abs che hanno grandissimo ritmo, ci può mettere veramente in difficoltà. Se poi sommiamo Zampano nella corsia di destra e Andersen che gli fa da supporto, mettiamo insieme una squadra che soprattutto dalla parte sinistra, dove Barreca non è parso certo essere un fulmine di guerra, potrebbe crearci qualche problema. E peraltro da quella parte non è che abbiamo grandissime alternative. O metti un difensore a fare l'esterno, Obert, rinunciando definitivamente alla spinta sulla sinistra, ma oggi a mio giudizio non puoi mettere Carboni, perché il pericolo dalla parte offensiva della Genoa è tanto, e Carboni nelle sue qualità, soprattutto nella fase offensiva e non quella difensiva. Invece cosa pensi del primo tempo di Pavoletti, Vitto? Come lo valuti? Di grande sacrificio, perché è stato disposto a cedere quello che è il suo territorio, quasi fosse vincolato molte volte a fare la prima punta, e invece si è spostato molte volte lateralmente, ha fatto da sponda e è andato a cercare di far salire la squadra da quella parte, quindi è stato molto bravo a creare le situazioni perché si potesse accentrare sia Gaston Pereiro sia Mancosu. Gaston Pereiro, che ad esempio è una delle note liete, non sembra, però se noi facessimo il paragone anche dello stesso Mancosu oltre che Pereiro rispetto ad altre partite, ci renderemo conto che il movimento che ha fatto Pavoletti ha favorito il coinvolgimento molto più efficace sia di Mancosu sia di Gaston Pereiro, cosa che non è avvenuta la volta scorsa con la Padula e con il Viola, che tentava di spingere in avanti, costringendo Mancosu a essere quasi estraneo alla partita, come è capitato molto spesso a Gaston Pereiro. E quindi una fase offensiva del Cagliari che sta funzionando abbastanza, ma che comunque ha tanti interpreti che possono essere interscambiati in questo secondo tempo, con tante soluzioni. Vedremo quale sceglierà Liverani in questa ve lo dico subito, Makumbu,
Sta già scaldando. Si sta scaldando differentemente dagli altri e probabilmente inizierà addirittura il secondo tempo. Vediamo un po' se sarà al posto di Rog, come speriamo già dalla partita con il Bari. Vi ricordo la radiocronaca di Vitto, oppure sarà al posto di Deiola, facendo rifare il suo ruolo di mediano che ha ricoperto nelle ultime partite. Ma a questo punto, Claudio, lo vuoi più in mezzo al gioco, vero? Sì, lo vogliamo tutti più in mezzo al gioco. Rispetto alle altre partite, però devo fare un appunto. Rispetto alle altre partite, la nota lieta è anche che non abbiamo un reparto di centrocampo e un reparto di attacco molto staccati, nel senso che riusciamo a coprire, come ha detto bene Vittorio, la tre quarti con Mancoso e Pereiro che si accentrano bene, con Pavoletti che sta facendo un grande lavoro di sacrificio non solo in fase offensiva ma anche in fase difensiva. Il Venezia è molto abile nei calci piazzati, nei calci d'angolo, nelle punizioni, hanno degli schemi e risulta fondamentale il ruolo di Pavoletti. Questo è un bel banco di prova che sta sfruttando al massimo, secondo me. Sì, Pavogol che ce la sta davvero mettendo tutta, e volevo anche io rimarcare il fatto che fossi d'accordo con la valutazione di Vittorio, perché in un po' di occasioni l'abbiamo visto soprattutto guardare indietro e cercare di servire i compagni, cosa che gli attaccanti non è semplice che facciano, vogliono soprattutto riscattarsi, anche perché a Pavogol il gol serve, Vitto. Sì, il gol serve, però serve anche ai Cagliari vincere, indipendentemente dal gol e da chi arriva, e quindi io credo che quest'oggi ci sia un equilibrio tale nel campo che a mio giudizio non è assolutamente sbagliata. Ripeto, l'unica sfumatura è quella che ti ho detto prima relativamente ai due interni, che sono entrambi non fortissimi sul piano fisico, che forse ti puoi permettere di utilizzare in staffetta, considerato che hai un giocatore come Makumbu che poi associa tecnica, forza fisica e anche geometria, quindi poteva fare forse meglio uno dei ruoli interni senza fare esporre tantissimo Deiola, che ha sbagliato qualche pallone, ma secondo me ha fatto un ottimo primo tempo. E quindi un Deiola promosso dal nostro Vittorio. Vediamo se nella seconda parte della partita sarà ancora in campo, ma crediamo di sì, perché a questo punto ci aspettiamo la sostituzione di Rog, che è già ammonito, uno dei due ammoniti nel Cagliari insieme a Goldaniga, mentre per la formazione ospite il Venezia l'ammonito è solamente Zampano sulla fascia. E vedremo di sfruttare questa gara, perché sia che Zampano venga sostituito nel caso in cui si volesse difendere un po' di più quella fascia per paura del secondo giallo, sia che rimanga in campo, potrebbe essere un problema per la retroguardia veneziana. Noi siamo quasi arrivati al momento della pubblicità, prima di iniziare questo secondo tempo, che è lì, giusto Vitto? Manca poco ormai. Sì, ci sono molti giocatori del Venezia che stanno rientrando. Peraltro ti annuncio che secondo me entrerà nel Venezia Johnson, che ha già svestito la maglia e che ho visto deve essere un cultore fisico straordinario, perché anche per conto suo nel prepartita continuava ad allenarsi e ora sembra essere pronto per ingresso in campo. Johnson, per chi ricorda l'incubo, è quello che dopo 3 minuti si presentò davanti al nostro portiere nella partita di Venezia, ma per fortuna sbagliò e ci fece anche illudere, perché quando ci si mangia un gol così vai a pensare, ecco, stavolta è la giornata giusta, invece era semplicemente uno sberleffo da parte di uno degli spettri di Venezia. Sì, era il destino che si prendeva un po' in giro, ci faceva anzi quasi sperare un po' di più, e poi il risultato è stato ancora più amaro, quando ormai sono gli sgoccioli di una partita che è intensa. Speriamo anche in questo secondo tempo sia la possibilità di divertirci come nella prima frazione, Claudio. Forse la partita più divertente fino a questo momento delle prime che abbiamo giocato. Sì, la metto insieme a quella contro il Modena, che è stata una partita giocata a viso aperto, quindi queste sono le due partite, speriamo anche nel risultato. Quindi. Sì, assolutamente. E poi 2 partite in cui davvero il Cagliari poi sta dimostrando la sua qualità, che è una qualità che difficilmente può essere messa in discussione in questo campionato cadetto. E continuiamo a dire, Vitto, stavamo parlando noi prima, chapeau al Venezia, che è venuto a giocare a calcio comunque alla Unipol Domus, cosa che ad esempio il Bari non ha fatto.
Io sono sconcertato da tutto ciò che ci mette in campo il nuovo entrato Johnson prima di entrare nel rettangolo verde. Sta facendo dello stretching ora a bordo campo, nessuno gliela chiedo, dovete vedere con quale impegno e con quale dedizione. Sembra un pallavolista in questo momento che sta per entrare in campo, ma che sul piano fisico si è preparato al meglio. Vi dico che De Iola c'è, vi dico anche che Pavoletti è regolarmente in campo e che non c'è Rog, quindi abbiamo azzeccato anche il cambio. Entrerà quindi Makumbu, a meno che Rog non sia in ritardo, in questo momento non lo vedo ancora. Entrerà Makumbu al posto di Rog. Questo dovrebbe essere il cambio nel Cagliari. Continua a scorrere i giocatori, il Cagliari effettivamente ne manca uno e vediamo se è Rog in ritardo o Makumbu che deve entrare. Mentre vedo il cartellone in mano ad Alessandro Steri, quindi si tratterà dell'ingresso di Makumbu. L'avevamo azzeccato questo cambio, dall'altra parte invece non ho visto per ora l'ingresso quindi stava solamente scaldando per conto suo. A voi. Vedremo appunto se ci sarà un cambio o meno. Torneremo da Vittorio Sanna tra pochissimo, ma adesso lasciamo spazio ai nostri sponsor per la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Siamo tornati in diretta per Cagliari-Venezia. Ricordiamo che il risultato si attesta sull'1-0 per la squadra rossoblù. È iniziato il secondo tempo in questo momento. Vedremo un po' come sarà l'impatto di Makumbu e prima di tutto andiamo a vedere quale sarà la posizione, Claudio, perché potrebbe essere sia come mediano davanti ai difensori che a centrocampo come laterale. Da quello che stiamo vedendo adesso rimane tutto invariato, quindi De Iola play basso, quindi centrale, Makumbu a fare l'interno di sinistro. Quindi speriamo bene, quello che volevamo un po', vedere Makumbu un po' più slegato dai suoi doveri difensivi per dargli la possibilità di utilizzare quelle che poi sono le sue caratteristiche principali, ovvero il dribbling, la gran classe e la scelta anche d'azione, di che passaggio fare anche nelle situazioni più di difficoltà. Ancora di più con questo sistema di gioco, perché Marco Mancosu viene spesso a scambiarsi con l'interno
all'interno di sinistra, quindi Macumbu è proprio libero di andare dove vuole. Il Cagliari che fa molto bene queste rotazioni di centrocampo, l'abbiamo visto anche in altre partite. Siamo andati più in difficoltà quando queste rotazioni non sono state fatte, quindi risulti essere una squadra molto statica. È un Cagliari che quindi sta trovando il dinamismo che in qualche occasione è mancato ai rossoblù, e speriamo che in questo secondo tempo si continui su questa falsariga, comunque si continui a parlare bene del metodo di gioco della squadra di Liverani. E noi adesso c'è Barreca un attimo a terra, vedremo se il gioco verrà ripreso, se no andremo da Vittorio Sanna per non fargli utilizzare inutilmente i suoi minuti di cronaca, ma sembra che stiamo per riprendere, quindi la linea passa a Vittorio dallo stadio. 3 minuti e 10 con Barreca che ha finito la benzina. Al suo posto è entrato Robert, e quindi anche Liverani la pensa come me che in una partita come questa non è il caso di mettere Carboni, ma è preferibile mettere un difensore, considerato che sulla destra Balzano non Balzano ma Zampano continua a creare i problemi. Non era a caso il lapsus, visto che i due giocavano insieme. E adesso un po' di pasticci da parte di Zappa. L'ultimo tocco a mio giudizio non era di Zappa, viene attribuito il calcio d'angolo in favore alla squadra del Venezia, ma l'ultimo tocco a me era sembrato di un giocatore veneziano. Sta di fatto che siamo al quarto minuto, punita l'ingenuità di Zappa con questo calcio d'angolo, tutto pronto per il cross, ancora una volta Mucchio all'altezza del dischetto, parte il cross verso l'interno dell'area, il colpo di testa e il gol! Il colpo di testa e il gol da parte del Venezia, con palla colpita dal giocatore numero 20 Poyampalo che ha segnato il gol del pari al quinto minuto del secondo tempo su un calcio d'angolo che probabilmente non c'era. Poyampalo quindi che porta in vantaggio il Venezia, pallone che è arrivato all'interno dell'area di rigore quasi del tutto indisturbato. Non ho visto chi è che si è perso letteralmente il giocatore. Zappa non solo ha procurato il calcio d'angolo, ma si è perso anche il giocatore dentro l'area quando poi doveva marcarlo. Doppio errore di Zappa, e Zappa trovi il petrolio. In questo caso è il petrolio per il Venezia. Doppio errore di Zappa, purtroppo è il gol della squadra veneziana. 5 minuti nel frattempo sono andati via, tutto da rifare, calcio di punizione per il Venezia, la partita ricomincia come se nulla sia stato fatto nel corso del primo tempo, perché il tema ora ripercorrerà lo stesso che aveva caratterizzato l'inizio della partita. Tocco a destra ancora per il cambio gioco da parte di Zampano, il colpo di testa tentato dal Venezia, recupera il Goldaniga, De Iola va a sinistra su Obert al centro su Altare, da Altare verso destra per Goldaniga, la pallone dritta, attenzione, scontro, vediamo cartellino giallo per il giocatore del Venezia, per fortuna, perché era Aps, sono andati insieme sulla palla vagante, devo dire. È arrivato per fortuna prima Goldaniga, perché il cartellino giallo per Goldaniga sarebbe stato rosso, e forse prima di pensare agli attaccanti è il caso di pensare forse a un difensore da far entrare per evitare guai nella zona di difesa, considerato che Goldaniga è già ammonito e che i giocatori del Venezia in avanti sono parecchio rapidi. 6 minuti 06 nel corso del secondo tempo, 1-1 ora il punteggio lì nello studio. E quindi pareggio per il Venezia, che trova il gol con uno degli attaccanti di cui avevamo parlato in modo abbastanza lodevole. Infatti aveva trovato anche il palo nel corso del primo tempo, proprio Poyampalo, con una deviazione aerea che è riuscita a beffare il portiere Radunovic, diciamo anche non troppo reattivo su questa occasione. Cosa ne pensi, Claudio? Sì, diciamo che è partito un pochino dopo il colpo di testa, non è riuscito a dare quella spinta per poter fermare la palla. Non era così difficile, però quello che voglio sottolineare è la loro pericolosità nei calci d'angolo. Cioè, è da quando è iniziato il campionato che il Venezia ci fa vedere che nei piazzati sono molto molto abili, con schemi, palle dentro, anche la palla messa calciata.
da acquisanza era molto interessante. Zappa l'ha completamente lasciato, cioè ha fatto un contromovimento e ha colpito la palla solo. Sì, purtroppo un errore di Zappa, che nelle ultime partite tra l'altro si stava dimostrando, stava crescendo tanto a livello di prestazioni, oggi un po' impreciso, chiamiamolo così. Sì, anche la struttura comunque fisica è molto diversa dei due, Poyampalo e Zappa, quindi non so chi avesse potuto prenderlo. In questo caso le marcature si fanno prima della partita, lui di solito è comunque abile, in questo caso non l'è stato per niente, quindi c'è stato un piccolo errore da parte sua e una non reattività da parte di Radunovic. E intanto si scalda la Padula, che cercava di aiutare i compagni ad avere prima il pallone disponibile per battere una rimessa laterale. La Padula può essere uno che spacca questa partita, comunque in equilibrio, l'abbiamo detto dal primo minuto praticamente. Sì, chiunque secondo me potrebbe cambiare l'andamento del risultato, chiunque e qualunque squadra, perché è una partita molto intensa, una partita anche con un po' di errori, perché gli errori non mancano. Sì. Quando fai una partita di questa intensità ci sta l'errore, ci sta a sbagliare. Quando si prova a giocare a calcio è normale, quando si cerca la qualità è giusto sbagliare, però per un'idea di gioco diciamo differente, sicuramente qualitativamente parlando superiore rispetto a fare sempre il passaggio più semplice, no Claudio? Il classico compitino. Esatto, il sempagella, che alla fine poi va addirittura contro gli interessi della propria squadra. È un Cagliari che adesso è un po' stordito dal gol del pareggio, arrivato in apertura di secondo tempo, speriamo si rimetta presto in situazione in calma, diciamo così. Sì, ne sono convinto perché adesso sicuramente si riaccendono bene gli animi. Il Venezia comunque continua a fare la sua partita con un pressing forsennato, e questo per noi può anche star bene, perché non possono mantenere questo livello di intensità per tutta la partita. Noi abbiamo parecchie armi da sfruttare in panchina, quindi mister Liverani sicuramente ci starà già pensando. Sì, già 2 i cambi effettuati, quello di Makumbu per Rog durante il corso del primo tempo, ricordiamo Rog ammonito, e il secondo costretto a inizio secondo tempo, l'uscita di Barreca e l'entrata in campo di Obert, che però non è ancora stato chiamato in causa praticamente. Qua ci ha provato Zappa a farsi perdonare con una bella serpentina a cercare l'area avversaria, ma è stato fermato dalla difesa veneziana. Intanto è cambiato il punteggio sul campi di Serie A, perché sta giocando la prima partita della giornata tra Napoli e Torino. 1-0 per i partenopei, che quindi con questo risultato manterrebbero la testa della classifica. Il gol è stato siglato al sesto da Zambanguisa, qua mi dice con assist di Mario Rui, ma quello poi fantacalcisticamente parlando si andrà a controllare, lo andate a controllare sicuramente, tanto vi conosco tutti. Intanto va anche 2-0 il Parma che raddoppia in casa contro il Frosinone. La rete del 2-0 l'ha messa a segno dopo il rigore di Tutino al 47esimo, una vecchia conoscenza del Cagliari in quel 4-3 magico casalingo con il gol di Cerri, ovvero Mann, che è andato con un secondo rigore a segnare appunto il gol del 2-0. Cambia ancora il risultato in Serie A, cioè non ci lasciano fermi un attimo, ci stanno tartassando. Il Napoli fa 2-0, il Cagliari che continua comunque a giocare in questo modo con un buon fraseggio, un buon possesso di palla per cercare il punto debole degli avversari. Bella discesa, e qua è un'occasione, una bella occasione da parte dei rossoblù, che si sono resi pericolosi con Nandez, o forse con Pavoletti, con un scambio tra Zappa e il passaggio appunto per Zappa di Pereiro, con la posizione iniziale che era di fuorigioco ma non ravvisata dal guardaline, quindi sarà calcio d'angolo per i rossoblù.
Mancuso, bella la parata del portiere, anche se Pavoletti non aveva lo spazio per indirizzare come voleva quel pallone, poteva solamente deviare verso la porta e sperare. No, è stato marcato benissimo, però quelle sono il tipo di azioni dove loro vanno in difficoltà, quindi quelle palle filtranti sugli esterni, sui nostri esterni, poi palla bassa messa dentro, è lì che loro potrebbero andare più in difficoltà. Bravissimo qua Pereiro che riconquista il possesso quando il Venezia cercava di uscire e continua la pressione del Cagliari che in questo momento si stanzia nell'area veneziana. Ora c'è un rilancio e una ripartenza del Venezia, vediamo se la difesa rossoblu riuscirà a fermarla in modo tranquillo. Ci saranno dei brividi, no, ci pensa Makumbu che dimostra subito il suo valore e fa ripartire il Cagliari. Andiamo a vedere chi è il marcatore del Torino, anzi rimaniamo un attimo sulla partita. Niente, azione sfumata, c'era il Cagliari, incredibile signori per chi al fantacalcio ha Zambo Anguissa contro, perché fa doppietta Zambo Anguissa e spero davvero di non essere uno di quegli avversari che lo ha contro, dopo controllerò perché potrebbe essere un'amara notizia, perché la doppietta di Zambo Anguissa quando sono passati appena 15 minuti dall'inizio della partita, diciamo che non ti fa iniziare benissimo il weekend, Claudio. No, se ce l'hai sì, se non ce l'hai è un problema. Se non ce l'hai è un problemaccio. Intanto Cagliari che ha il possesso del pallone in questo incontro che comunque scorre piacevolmente, perché tra non tantissimo torneremo da Vittorio per sentire i suoi minuti, ma sembra che li abbiamo appena ascoltati, perché davvero si fa guardare questo match tra Cagliari e Venezia a un livello qualitativo che si vede che è da top della serie cadetta. Sì, top della serie cadetta, possiamo dire anche un livello anche più alto. Il Cagliari che ha reagito benissimo, perché gli ultimi 5 minuti li ha passati tutti nella metà campo avversaria, quindi sta spingendo, soprattutto con Mancuso che sta prendendo un pochino in mano la squadra, anche con degli strappi. Anche prima, anche qualche minuto fa, ha fatto un bellissimo allungo con passaggio filtrante dove Pavoletti purtroppo non ci è arrivato, quindi abbiamo recuperato bene. Il Venezia ha ritrovato però quella densità difensiva, quindi con 11 uomini dietro la palla, e diventa un problema, cioè quel vantaggio che abbiamo acquisito non solo nel risultato lo abbiamo perso dopo il gol. E quindi un Venezia che ora potrà giocare più tranquillo, anche se sinceramente negli ultimi minuti vedo che il Cagliari sta crescendo, con un Venezia sempre un po' più in affanno, diciamo così, nel fermare le avanzate dei tanti giocatori rossoblù. Ad esempio una bella serpentina di Pereiro tra tante gambe che cercavano di fargli del male ce l'ha fatta, ma la palla che continua a rimanere in attacco. Speriamo davvero che possa arrivare il gol del 2-1 in questi minuti, in cui sembra che il Cagliari stia effettivamente portando, diciamo, il nasino un po' più avanti. Sì, è salito in cattedra il Cagliari, non c'è dubbio. Dopo che ha preso il gol ha avuto 10 secondi, 20 secondi di assestamento e adesso sta spingendo veramente tanto, con Pereiro, Mancuso e Zappa, che lo troviamo spesso in fase offensiva a provarci, e se riusciamo a trovare anche dall'altra parte, quindi a dividere un pochino il gioco sulle due fasce, sarebbe ideale. Intanto ci sono dei cambi per il Venezia, entra la punta di diamante della squadra probabilmente lagunare, ovvero Sherishev ex Villarreal tra gli altri, insieme a Tessman, mentre nel Cagliari è arrivato il momento, quando siamo al 60esimo, è arrivato il momento di Pavoletti. Sì, Pavoletti fuori per la Padula. Entra la Padula e c'è un altro cambio che appunto riguarda invece Mancuso, perché esce Marco Mancuso, entra Pippo Falco alla sua prima con la maglia rossoblù. Curioso di vedere come impatterà. Ah no, Pereiro, ci ha sbagliato la grafica. Fuori Pavoletti e Pereiro per Falco per Falco e la Padula. Per Falco e la Padula. Ok, quindi curioso di vedere come approccerà questo campionato Pippo Falco, che avevo tanto elogiato dopo il suo acquisto.
È un giocatore molto, molto importante per questa categoria, Andrea, perché è molto veloce. L'ho paragonato un giorno, l'avevo paragonato a Giovinco, chiaramente lasciatemi questo paragone. Per le sue movenze, il suo dribbling, la sua capacità di vedere la giocata, la sua velocità, quindi sono veramente curioso di capire anche come sarà il suo atteggiamento dopo aver fatto 2, se non sbaglio, campionati nella Stella Rossa di Belgrado. Vedremo quindi l'impatto di Pippo Falco, uno dei fedelissimi di Liverani, uno che è già stato allenato dal tecnico rossoblu e che oggi ha l'occasione di mostrarsi a tutti, ai suoi nuovi tifosi, qui direttamente alla Sardegna Arena, no, l'Unipol Domus, ormai non ci sto più dietro questi nomi. Sei in ritardo anche tu, oltre che la... Sì, cosa? Più o meno. Intanto mi è arrivato un messaggio, sì? Per quanto riguarda proprio il fantacalcio. Dopo 15 minuti mi sono rovinato il fine settimana. Non male, è bello partire così con doppietta di Zambanguissa confermata, quindi Napoli-Torino 2-0 è incredibile, è una cosa che succede once in a lifetime. Diciamo che io posso testimoniare, sono stato uno di quelli che ha subito poker da Parolo, quindi Claudio è un po' cattivo in questo momento. Intanto diamo aggiornamenti dagli altri campi di Serie B, perché arrivati al 60esimo è arrivato il poker del Bari in casa, 4-0. Andiamo a vedere i marcatori, perché non abbiamo detto neanche il terzo è arrivato da Khedira, il solito, e il quarto è arrivato, indovina un po', da Khedira, il solito, quindi altri 2 gol per il capocannoniere della Serie B, che in questo momento sta davvero dimostrando tutte le sue caratteristiche. Noi tra pochissimo, meno di 30 secondi, andremo al volo in pubblicità e poi torneremo da Vittorio Sanna, perché vogliamo assolutamente sentire direttamente dal campo cosa sta accadendo con la sua voce, che è in grado di trasportarci in modo ancora più veritiero all'interno del quadrato, anzi del rettangolo di gioco, anche perché adesso tocca segnare, siamo già a 60 minuti passati. Ci pensa Marco? Mancoso è rimasto in campo, ci pensa lui, doppietta? Ci pensa lui, calcio piazzato, una punizione bellissima sotto l'incrocio senza deviazione, ci pensa lui. E tu dici se lo può fare doppietta Zambanguissa, perché non la possa fare Marco Mancoso, cioè a quel punto intanto stiamo attenti a non prendere il gol, perché il Venezia attacca in modo pericoloso. Grande parata di Radunovic, ma sulla ribattuta arriva il 2-1 del Venezia con Sherishev. Noi preferiamo soffrire in silenzio e andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune. Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi. Vini fatti con arte. Dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.it.
www.radiosupersonda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Siamo tornati in studio quando è buio pesto per il Cagliari, ma ce lo facciamo raccontare da Vittorio Ossanna. Doppietta di Sherichev e Cagliari che è sotto di 2 gol e 2 errori di altare. Prima ha perso la palla nel contropiede che ha permesso di andare 4 contro 2, conclude una prima volta, vedere Radulovic ribattere e Sherichev ribadire, e nell'azione successiva cross dentro l'area, 2 metri fuori dalla linea, era dentro l'area, tenere in gioco gli avversari e a mettere in difficoltà Makumbu. Prima conclusione dello stesso Sherichev con parata del portiere e poi ribadito da Sherichev per il 2-0, diciamo, in questo parziale, che porta al 3-1 dopo quello che era stato il gol ottenuto prima. Un Cagliari allo sbando per effetto di questi 2 errori, ma un Cagliari che secondo me aveva perso anche dei riferimenti nel momento in cui non stava giocando praticamente con il centrocampo, perché dobbiamo dire che il Cagliari nel primo tempo ha giocato soprattutto avendo come riferimento le sponde di Pavoletti, che è vero che da attaccante stava continuando a perdere i palloni, ci poteva stare anche il cambio di Pavoletti per l'ingresso di Lapadula, ma non, a mio giudizio, non il doppio cambio con la fretta di far esordire Falco. Attenzione, perché il Venezia rischia poi di straripare Ole Obert, che è andato a chiudere su questo lancio lungo. 24esimo nel frattempo, ci sono 2 gol da recuperare e devo dire con grande difficoltà a vedere un po' la luce, perché hai sottolineato tu, Andrea, che ad uscire dal campo sembrava dovesse essere Mancoso, che aveva già la testa bassa e stava avvicinando a bordo campo. Invece poi alla fine sono scelto Torero, che a mio giudizio in quel momento della partita era uno dei più attivi della squadra, aveva creato un paio di azioni, aveva creato qualche problema all'altra squadra, e noi abbiamo perso forse il giocatore che ne aveva di più in quel momento della partita, con Mancoso che così si aspettava verso il cambio. Sappiamo che Mancoso ha comunque anche i suoi anni, probabilmente nell'economia di una gara è anche tanto in gamba, tanto campione da capire che magari poteva essere lui a essere sostituito. Sta di fatto che siamo ora all'inizio del 25esimo minuto con il Cagliari che non riesce a ritrovare il bandolo della matassa. Chiusura ora di destra, uno dei più vivi è Makumbu, che aveva tentato qualcosa ma senza grandi sortite. Eccolo Falco, gioca uno dei suoi primi palloni, tenta di trovare un varco da quella parte, si porta il pallone direttamente in fallo laterale andando a chiudersi in mezzo a quel corridoio, poi l'arbitro interviene per assegnare il calcio di punizione con netto ritardo. Si lamenta di questo il giocatore che gli aveva fatto fallo, e cioè Aps. Si rialza in questo caso Falco mentre riprende la partita con De Iola che dà indietro per altare per Makumbu. C'è largo Obert, riceve il passaggio, rende a Makumbu, eccolo ancora il giocatore numero 29 cercare di far ruotare la palla. Il ritmo anche nelle giocate che ha dato, si vede il colpo, il tocco ancora da riga a destra, l'incursione di Falco, il cross basso, la Padula che tenta la deviazione, il pallone direttamente sul fondo con la Padula che protesta chiedendo il calcio d'angolo. Cross basso di Falco. Ecco, il tema probabilmente che vorrebbe Liverani è ricordare l'antichità, cioè quando Falco giocava con la Padula e si intendeva una meraviglia. Probabilmente questa è l'idea che ha sviluppato Liverani nel momento in cui li ha fatti entrare insieme nel corso di questo secondo tempo, sperando appunto in questa intesa che nel tempo è stata praticamente disorientante, perché prima il Cagliari aspettava meno lancio lungo. Attenzione poi Amparo nel duello con Obert che lo aggira, molto bravo lo slovacco, pallone allontanato, recuperato però ancora che insiste un tanto anno, il pallone laterale, l'assistente qua sotto, io mi chiedo dove sta guardando, perché
era netta la deviazione di Zampara a portarsi il pallone fuori. Lui probabilmente si è spaventato arrivando questi uomini grandi davanti a lui, si è girato e poi è andato d'intuito. Rimesso con le mani per il Venezia e sempre purtroppo 3-1 per la squadra la palla all'interno anche lontana, vediamo se Falco riesce a concretizzare, ma nel frattempo devo prendere la linea in studio. E quindi torniamo in studio per seguire questi ultimi 20 minuti di una partita che è davvero sfuggita dalle mani al Cagliari per 10 minuti di buco nero. 10 minuti inguardabili, perché abbiamo proprio mollato totalmente. Ci sono stati un errore individuale dove abbiamo preso gol, un errore rimarcato da Vittorio di Altare. Nel secondo gol è sempre arrivato sulla parte sinistra dove non c'era nessuno, eravamo in superiorità numerica, ma nessuno si è accorto di Cheryshev. Nessuno si è accorto di Cheryshev. La cosa che mi ha stupito ancora di più è che sul primo tiro di Cheryshev, dove c'era di fronte Makumbu, si è girato Makumbu. Nel secondo tiro di Cheryshev, dove poteva andarci con tutto il corpo, si è rigirato, come se hai paura di qualcuno che calcia. Certo. Cioè è una follia. Mi ricordo una partita dove giocava la Juventus su una punizione dove Ronaldo in barriera si girò come per paura della palla. Questo non deve capitare. Cioè, la palla qualunque cosa succede, tu ci metti il corpo di fronte. È un pallone. Sì. Di che cosa abbiamo paura? Quindi anche questo ho notato e non mi ha fatto assolutamente piacere. Sono tante le cose da mettere bene in questo Cagliari, che adesso deve trovare l'arrembaggio in questi ultimi minuti per rimettere in piedi una partita che a fine tempo stava vincendo grazie alla rete di Mancosu nel corso del primo tempo, ma che prima con la zuccata su calcio d'angolo di Poyampalo e poi con la doppietta a lampo di Cheryshev in pochi minuti è passato da una posizione di vantaggio a essere sotto di 2 gol e soffrire ancora, perché il Venezia quando attacca fa paura, in difesa balliamo davvero tanto, è incredibile, ci stavamo prendendo in giro, c'era anche fuori gioco iniziale, ma il giocatore veneziano stava facendo davvero quello che vuole nella nostra area di rigore. Una difesa che dopo averla lodata in più di nelle ultime occasioni per la coordinazione, la bravura nel tenere la linea, oggi sta veramente abbastanza deludendo, diciamo, in questa come partita. Se fosse bastato prendere un gol per dimenticare tutto quello che di buono avevamo fatto, e non è una cosa buona, perché è un fattore esclusivamente mentale. Bisogna lavorarci tanto su questo, sul fattore testa. Certo. Cioè bisogna lavorare tanto, perché un gol si può prendere. Hanno fatto 3 gol in 10 minuti, noi possiamo farne altrettanti in 10 minuti. Cioè queste cose vanno un pochino allenate, un pochino cambiate. E intanto ultima mossa disponibile nell'arciere di Liverani, perché entra la freccia, entra Zito Lovumbo per questi ultimi 16 minuti. Era sicuramente la sostituzione più giusta da fare, perché con la sua dinamicità e con le squadre stanche può essere determinante. Vedremo se avrà però gli spazi, perché in questo caso il Venezia con 2 gol del vantaggio non penso abbia tutta questa voglia di scoprirsi. No, assolutamente. Tra l'altro sono molto bravi nelle ripartenze, come hai detto tu. Adesso c'è stato un cartellino giallo di Deiola, ma per forza deve fare fallo, perché loro ripartono bene, ripartono molto veloci, cioè rischi. Ha detto una cosa, ha fatto un appunto giusto Vittorio all'inizio della partita, quando ha parlato di Altare, che non è esattamente un centrale di sinistra. Questo è un dettaglio che può fare veramente la differenza. Può sembrare un difensore, un centrale, va bene, lo metto a sinistra o a destra. No, non è così. Quando un difensore non si sente a tuo agio, rischia di essere risucchiato in quello che non sa fare. Ok, anche nel pallone perso prima ci potrebbe essere un qualcosa che a lui non viene comodo. Ok, quindi se quella che è la sua posizione non viene fatta, non viene gestita da un giocatore che è nella sua posizione naturale, potrebbe essere un problema, perché io un Altare così faccio fatica a guardarlo, lo vedo proprio insicuro.
dopo il gol preso, cioè perché prima erano quasi perfetti. Era il solito altare, comunque con la sua prestanza è anche autore di qualche partita più che buona, nonostante comunque gli errori ci siano e anche in qualche altro frangente li abbiamo notati, ma speriamo che si faccia perdonare a sto punto. Il calcio d'angolo, una bella zuccata e dici vabbè dai, mettiamo un cerotto. Assolutamente, la partita manca ancora tanto tempo, mancano 15 più recupero, c'è tutto il tempo per fare gol, quindi mi piacerebbe vedere nei giocatori che rialzassero un pochino la testa e ci provassero fino alla fine. Bravo qui Aubert che si fa far fallo da Zampano dopo essere riuscito a sgusciare, si accontenta del fallo più che andare appunto a crossare con il destro che non è il suo piede, e ottiene un'ottima punizione in fase offensiva per il Cagliari. Più o meno siamo alla distanza che ha portato al gol di Mancosu nel primo tempo. C'è sempre Marco come lo chiama Claudio Pani sulla palla, il cross però non è bello e efficace come nel corso della prima frazione e di conseguenza la palla viene allontanata. Intanto diamo dei risultati che cambiano nei campi anche internazionali, perché è iniziata anche la Bundesliga, vantaggio del Friburgo contro il Mainz per 1-0, è cambiato anche il risultato a Bari 5-0 della squadra di casa che quindi sta dominando la partita, e anche il Modena è passato in vantaggio in casa contro la capolista Reggina che quindi è sotto nel punteggio quando mancano 15 minuti al termine. Speriamo che questo Cagliari davvero riesca a riaprirla almeno questa partita per avere un finale che sia emozionante, che ci faccia sperare in dei punti. È stato molto bravo prima Ober, come hai detto tu, a cercare una punizione. Poteva benissimo poi andarla a crossare quella palla, invece si è cercato proprio la punizione. Questo va fatto, dovrebbe essere una costante in questo momento, perché il Venezia è schierato in modo perfetto in fase difensiva, ci sono due linee quasi insuperabili e quindi risulta un po' difficile. La posizione di Luvumbo l'ho vista centrale, cioè dove c'è molta densità, quindi penso che farà un po' fatica a smarcarsi tra tutti quei giganti là dietro. Vediamo un po' se la sua bravura nello stretto lo potrà aiutare nel corso di questi minuti finali. Intanto noi ci andiamo a vedere, anzi a sentire i 3 minuti con Vittorio Santi. È iniziato il 34esimo, 15 anzi 19 secondi già giocati. Macumbu la palla sul destro, non tira, sposta sul sinistro, tenta il dribbling, allarga a sinistra per Robert che può andare al cross, palla del mucchio, il colpo di testa da allontanare, poi quello cestino di Deiola verso destra dove c'è Nandes che fa il terzino destro, l'esterno di destra, palla all'interno ancora per il controllo da parte di Goldariga per altare. Io adesso ho una domanda da fare, ora che crossiamo abbiamo dentro Cappadula e Falco. Nel frattempo è una mia considerazione, attenzione ancora a Macumbu che deve tirare, invece cerca ancora l'incursione, la Padula che tenta di portarsi sulla palla e conquista il calcio d'angolo. Insomma, colpitori di testa non ne abbiamo, se non nel tempismo, può essere bravo la Padula in anticipo in qualche circostanza, ma se loro si chiudono diventa veramente complicatissimo riuscire a trovare un varco se non sul calcio piazzato, ed ecco dove Altare può fare il suo, non certo litigando come sta facendo adesso e rischiando di farsi ammonire, perché insomma io posso capire i bisticci che ci possono essere dentro l'area, ma non cascare nella trappola perché stai perdendo 3-1. Angolo che sta per essere battuto a Falco, siamo al 35esimo minuto del secondo tempo, ne mancano 10, parte il cross di Falco, il colpo di testa ancora del Venezia da allontanare e poi la palla calciata senza tanti complimenti, piange il pallone nel settore in cui è finito fuori, la rimessa in gioco da parte di Deiola con le mani a cercare immediatamente Falco, il controllo di petto, tenta di voltarsi ancora Falco, chiuso nella sua azione dall'intervento del numero 32, mi è parso Henderson, no, è il 38, che ha mandato il pallone in fallo laterale che viene subito battuto. Ancora un tentativo di affondo del Cagliari, pressing di Aps che ruba palla, per fortuna arriva Altare, l'ultimo uomo è riuscito ad arrivare prima dell'avversario, perde palla Macumbu e riparte ancora il Venezia, per fortuna sbaglia e anche Macumbu può rimediare. Insomma, con questi palloni persi si prospetta di più il rischio del contropiede di quanto riesci a ottenere in fase d'attacco. Attenzione ancora a Falco, cerca un varco nel duello con l'avversario,
trova stavolta la possibilità del cross, alto per la Padula, Obert, la Padula che para! La Padula che para dentro l'area, si tuffa e intercetta il pallone di Obert. Tutto questo al 36esimo minuto, conclusione. La Padula dice di essere stato spinto, vediamo un po' di vedere il replay. Ha parato la Padula sul sinistro di Obert, questo di sicuro è stato spinto, dice la Padula, ma insomma c'è la possibilità di andare al VAR se per caso questo è avvenuto. A mio giudizio non è stato spinto, rivedendo il replay non mi è parsa così netta la spinta, mi è sembrato piuttosto che volesse andare in modo da attaccante puro a prendersi il gol, invece di prendere il gol l'ha negato al compagno. Seguiamo questo calcio di punizione di Falco, prima di dare la linea alla regia, parte il cross di Falco nel mucchio, il colpo di testa da allontanare, anticipo proprio su altare, attenzione a De Iola che stoppa il pallone, può dare all'indietro per Kumbu, De Iola attaccato, non rischia il passaggio all'indietro, protegge il pallone, riesce a sbucciare il cross all'interno, il pallone ancora una volta allontanato dalla retroguardia e può ripartire in Venezia, attenzione la corsa di Aps, dentro la il sinistro il 4-1. 4-1 di studio. Sì, anche stavolta non riusciamo a gestirla. Dobbiamo andare in pubblicità con il Venezia che appunto ha aumentato il suo vantaggio portandosi qua sul 4-1 a neanche 10 minuti alla fine. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. E quindi lezione un po' di calcio qua alla fine, se poi andiamo a controllare, perché il Venezia conduce 4-1 in casa del Cagliari, una partita che appunto sembrava di totale diverso avviso quando eravamo arrivati al 65esimo, ci trovavamo sul punteggio di parità, ma che poi si è messa malissimo nel corso di pochi minuti e pochi istanti fa, come detto da Vittorio Sanna in radiocronaca, è arrivato anche il poker del Venezia, che quindi segna 4 gol all'Unipol Domus con il gol di Aps servito tra l'altro da Sherishev, che ha fatto una partita sontuosa. Penso non potesse sperare in una partita migliore all'allenatore quando l'ha messo in campo.
Sì, tra l'altro hai detto bene tu, la loro punta di diamante che parte dalla panchina è entrato e ha fatto una reale differenza. Un Cagliari che due squadre diverse, una squadra in primo tempo buona che ha saputo sacrificarsi, che ha difeso bene, ha attaccato, partita molto aggressiva. Dopo il primo gol ci siamo completamente sfilacciati, cioè non c'è stata praticamente più squadra. Adesso anche dopo che è entrato Luvumbo, cioè la sua posizione di quasi punta centrale non dà quell'aiuto, non è la sua caratteristica principale ricevere palla di spalle, cioè quasi inesistente. La Padula, lo continuo a dire, mi lascia sempre perplesso nelle sue giocate, nel suo atteggiamento. Purtroppo dopo il primo gol non c'è, mentalmente siamo crollati. Sì, è un Cagliari che si è sgretolato, si è sciolto come neve al sole dopo aver subito il secondo gol da parte appunto di Cheryshev, quindi ora fatica, Altare non sa più dove guardare oggi, veramente in difficoltà il centrale cagliaritano, che non ha dato la solidità che ci si aspetta e che secondo me anche la società si aspetta da lui, perché su questo ragazzo ci sono gli occhi e si spera tanto in società. Sì, se non sei bravo a gestire questo tipo di pressioni non è facile. La vera differenza che c'è tra un calciatore e un campione è proprio questo, cioè la capacità di gestire le pressioni, di gestire le varie situazioni che ti si presentano partita dopo partita. È quindi una situazione difficoltosa per Giorgio Altare, che sarà chiamato a riscattarsi nei prossimi incontri. Intanto ci prova Falco a trovare il suo compare, la Padula, all'interno del rettangolo verde, ma senza particolare fortuna. Era un Cagliari che comunque cerca di far la partita per salvare almeno un minimo la faccia e provare a riaccendere una fiammella che comunque sarà molto 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 flebile in questo finale di gara, dati i 3 gol di vantaggio del Venezia, che in questo momento è tranquillo aspettando gli avversari. Vediamo come si comporterà. Intanto arrivano anche gli ospiti qua a Radio Super Sound, pronti per il prossimo programma. Abbiamo Massimiliano Medda qui con noi, che tra poco verrà microfonato, anzi cuffiettato, quando andremo da Vittorio Ossanna. 4-1 devastante del Venezia, perché davvero ha dimostrato poi la sua qualità nelle ripartenze, Claudio. Oltre che nelle ripartenze l'ha dimostrata anche in fase difensiva, cioè la sua compattezza è stata incredibile all'inizio della partita. Anche dopo che hanno subito il gol non hanno mai mollato di un centimetro, sia gli attaccanti che il loro trequartista hanno sempre dato grande prova di sacrificio, oltre che grandi giocate tecniche. Sì, è davvero complicata questa partita. Intanto ci scrivono anche i nostri ascoltatori. Andrea La Padova: ragazzi, dai, non siamo così forti, prendiamo quest'anno per compattare il gruppo, salviamoci, mandiamo in pensione chi ha dato tanto e guardiamo avanti. Un saluto a tutto e forza Cagliari. Mentre c'è chi invece è un po' più arrabbiato e scrive: questa non è una sconfitta, è un'umiliazione. Ce lo dice Dino, che ci segue da Lodi, e effettivamente questo 4-1 dopo la sconfitta interna col Bari fa male. Ti dico la verità, io penso che il Cagliari invece sia forte, quindi la delusione è tanta. Penso che la rosa del Cagliari sia forte, penso che il gioco che esprime il Cagliari è un buon gioco. Penso che invece a livello mentale sia debole. Una squadra sì che tende a sfaldarsi alla prima difficoltà, non ha quella forza d'animo, ma forse anche quell'intesa per far sì che poi ci siano quelle connessioni che portano a reagire in una situazione di difficoltà, come l'abbiamo visto fare tra l'altro tante volte nella storia del Cagliari, perché sappiamo che è una squadra che ci ha abituato a grandi rimonte. Invece in questa stagione un dato che possiamo prendere è il fatto che c'è tanta difficoltà. Se ci pensiamo anche con la Cremonese, se non ci fosse stato quell'1-1 così dal nulla di Mancosu, poi non sarebbe stata una partita diversa, che stavamo giocando non in modo eccelso. Sì, hai ragione. Quello che mi dispiace di più è che rispetto a un po' di tempo fa, quando le squadre avversarie
avversari venivano a giocare, ti parlo del Sant'Elia, del vecchio Sant'Elia, era una barricata, nessuno ne usciva con risultati positivi. Ora questo purtroppo non c'è. Esattamente, purtroppo è proprio così, esattamente come dice Claudio. Noi andiamo a seguire gli ultimi minuti di recupero con Vittorio Sanna. 2 minuti e mezzo per andare a vedere il disastro del Cagliari, un disastro operato attraverso i cambi. Dobbiamo purtroppo prendere atto di questo, perché poi, forse con un po' di dietrologia stavolta lo diciamo, dobbiamo tentare di giustificare perché il Cagliari improvvisamente non ha fatto gioco, e in effetti la risposta sta proprio nei 2 cambi, quello di Lapadula e Falco al posto di Pereiro e Pavoletti, perché il Cagliari nel primo tempo, se ci pensiamo bene, ha attaccato mandando al centrocampo a recuperare il pallone Mancosu e Pereiro, e avendo come sponda poi Pavoletti. Nel momento in cui è stato tolto Pavoletti e è stato tolto Pereiro, sono mancati i giocatori di centrocampo e anche lo sbocco in attacco, la possibilità di fare lo stesso tipo di gioco. Peraltro hai perso, dopo aver recuperato un po' di centimetri, contemporaneamente 40 centimetri per tentare di attaccare con un Venezia che verosimilmente sull'1-1 sarebbe stato chiuso in difesa. Cagliari che attacca ancora con Falco al cross e con Obert, che è diventato l'attaccante più pericoloso del Cagliari, ma che anche stavolta dimostra di essere un difensore, purtroppo, perché non lo è un attaccante. Tanta buona volontà del più giovane in campo in questo momento, perché ricordo che stiamo parlando comunque di un giocatore del 2002 e quindi che sta dando anche tanto in questo momento della partita. Ormai 1 minuto alla fine, il Cagliari soccombe per 4-1 contro il Venezia, e i tifosi del Cagliari, dopo aver sostenuto la squadra anche sul 1-4, adesso dice che si sono un po' stancati, lo dice con un modo di dire che noi conosciamo perfettamente nel gergo che ci contraddistingue. Ora il pallone per Luvumbo, anche lui ha voluto fare veramente poco, schierato nel finale ad attaccare una squadra schierata, quando Luvumbo è un giocatore che invece le cose le può fare con una squadra che si sbilancia, e lo stesso discorso li può fare anche per Falco tranquillamente. 47,5 Obert per Karembeu, ancora per il nostro giocatore che è Makumbu. Karembeu era un altro, è arbitro che fischia il calcio di punizione dal limite. Vediamo se il Cagliari questo lo saprà sfruttare. Posizionata la palla al limite dell'area con Mancosu, che è rimasto in campo pronto a battere. È stato veramente uno sfaldare la squadra. E effettivamente il contributo che stava dando Pereiro, che è vero che può nella concezione generale essere considerato un giocatore che ha scarso ritmo, ma stava effettivamente cucendo il reparto tra il centrocampo e l'attacco, portava avanti i palloni. È mancato lui, è mancato, si è spenta la luce. Pronto adesso Mancosu per il calcio di punizione, tutto pronto, parte Mancosu, stavolta calcio altissimo al di sopra della traversa. Finisce la partita, Cagliari 1, Venezia 4, e questo è il verdetto. Allo studio per il commento e poi faremo anche il nostro. Eh sì, quando è terminata quindi questa disavventura rossoblu che esce un Cagliari che esce sconfitto 4-1 tra le mura amiche, ricordiamo le marcature nel primo tempo, il vantaggio su calcio di punizione con Marco Mancosu grazie anche alla deviazione di Pogliapalo. A inizio secondo tempo invece è arrivato subito l'1-1 firmato proprio da Pogliampalo, che si era reso pericoloso già nel corso della prima frazione. Poi Sherishev è entrato in campo e ha fatto davvero il panico contro la squadra rossoblù, andando a segnare 2 gol e siglando l'assist del definitivo 4-1 firmato da Aps. Claudio ci deve salutare, facci un commento su questa partita, dici un po' quali sono le tue impressioni prima di andare via. Beh, una partita contraddistinta da 2 squadre in campo, praticamente 2 Cagliari completamente diversi, uno al primo tempo e uno al secondo. Quello del secondo dispiace perché hanno approcciato al gol subito in maniera completamente sbagliata. Dovrei rimarcare qualcosa anche sui cambi e la posizione di chi poi è subentrato, che non per colpa loro non hanno potuto esprimere il loro reale valore. Perfetto, grazie Claudio, ci ritroviamo per la prossima partita e intanto chiediamo a Vittorio se la pensa allo stesso modo. Sì, sono stati cambi a cambiare tutto e effettivamente hanno cambiato in male, perché sull'1-1 la partita la potevi ancora giocare e la stavi ancora giocando. Mi vengono in mente le azioni ultime del Cagliari in attacco con l'insistente cross di Pereiro ad esempio,
e invece con la fretta di voler far giocare forse gli uomini che conosce, i cambi che sono avvenuti e che hanno snaturato la squadra, l'hanno improvvisamente fatto perdere quei riferimenti che stava avendo per poter costruire con difficoltà, dobbiamo dire, anche le sue trame di gioco. Nel momento in cui è scomparso quella possibilità di metterci anche il muscolo per arrivare dentro l'area del Venezia e hai messo due piccoletti che pretendono di giocare solamente sul piano tecnico, diventa molto molto più complicato. Il Cagliari si è spento e dobbiamo dire che a spegnerlo è stato Liverani con i suoi cambi. È un Cagliari che poi è incappato nei ruoli di altare, e anche questa è una cosa che ricapita. Venezia insomma è il luogo in cui siamo affondati e stiamo affondando anche oggi, ancora peggio, perché allora magari ci potevano essere trame oscure, ci potevano essere motivazioni che non sono ancora state messe in ordine. Ora invece sei una squadra che teoricamente devi lottare per risalire, invece ti ritrovi veramente nella peggiore condizione dopo 2 settimane di riposo, peraltro, e questo è complicatissimo, e dopo 2 sconfitte in casa e alla vigilia della trasferta a Genova, quindi con una situazione in classifica che rischia di comprometterti, di condizionarti, di farti cadere nel pessimismo. Ci sono tutta una serie di danni che questa partita rischia di fare, e ripeto, forse per la fretta di far giocare quei giocatori che in passato erano la sicurezza dei Liverani, che quest'oggi invece sono stati il motivo per il quale il Cagliari si è sfaldato sotto i colpi del Venezia. Speriamo davvero che quest'altro schiaffo dopo la amara sconfitta rimediata in casa contro il Bari non sia un colpo troppo forte da subire. Quali possono essere dalla prossima partita? Su cosa deve lavorare il Cagliari, Vittorio? Deve lavorare intanto deve smantellare l'idea che i giocatori che hai acquistato nel mercato devono per forza giocare. La prima cosa da fare è questa: se i giocatori che hai acquistato non fanno al caso, non li devi far giocare per forza. Questa è la prima cosa che bisogna fare, quindi bisogna smantellare un po' quella che è quello che è il tentativo di assoluzione che magari chi dirige la squadra alle spalle vuole già ottenere in questa parte della stagione. Non c'è da assolvere niente, c'è da far giocare la squadra migliore, e quest'oggi all'inizio è stato fatto questo. Ripeto, l'unica eccezione poteva essere Makumbu. All'inizio del secondo tempo, inserendo Makumbu, sembrava essere la situazione perfetta, poi all'improvviso, cosa non capitata al contrario, per poter far giocare la Padula, per poter far giocare Falco con ampio anticipo, hai praticamente tolto quei giocatori che erano coloro che in quel momento ti stavano reggendo la palafitta. Quando hai tolto i pali della palafitta, la palafitta è finita in laguna. Chi secondo te, Vittorio, oggi ha avuto, diciamo, la giornata più storta tra i giocatori scesi in campo per gli isolani? Ma alla fine disastro altare che è riuscito a fare peggio di Barreca. 2 giocatori che secondo me hanno giocato peggio sono loro. Barreca nel primo tempo è un fantasma, è crollato dopo 5 minuti nel secondo, se lui è certamente il giocatore più irritato, e non capisco neanche questo, perché non capisco quello che è stato fatto prima, non capisco perché le 2 settimane di riposo non abbiano permesso un migliorare della condizione. Già questo è un dettaglio. E poi Altare che abbiamo detto molte volte ha vissuto negli ultimi 6 mesi, 7 mesi dall'entusiasmo che è riuscito a caratterizzarlo, dal vento in poppa, dall'entusiasmo che si è procurato esordendo in Serie A e riuscendo a essere all'altezza della situazione, ma trascurando forse quelli che poi sono dei limiti, trascurandoli anche nella considerazione del suo giocatore. Forse anche altri gli hanno fatto credere che lui improvvisamente è diventato un giocatore di Serie A, e oggi ha fatto 2 leggerezze che sono 2 leggerezze che si erano notate anche in passato, che avevamo sottolineato anche in passato, e che oggi purtroppo ha pagato insieme e ha pagato troppo care. Nonostante il risultato, possiamo dire invece, per quanto riguarda Radunovic, una gara, a parte forse il gol del pareggio del Venezia, una gara convincente, perché poi negli altri era completamente incolpevole. Guarda, non c'è niente di più dannoso dal punto di vista dell'umore per un portiere che para tutto e prende 4 gol. È una cosa che il portiere non può sopportare, e quindi non credo neanche che possa rincuorarsi al pensiero delle parate, se poi considera che ha dovuto chinare 4 volte la schiena per andare a prendere il pallone alle sue spalle. Quindi io credo che quest'oggi non ci sia nessuno che possa essere felice, diciamo che possono essere assolti solamente quelli che non c'erano durante il disastro, e torniamo quindi ai cambi
perché è vero che anche Pavoletti ha sbagliato qualche pallone, è vero che Perillo sbaglia anche qualche pallone, però oggi erano della squadra e non dovevano essere levati con questa superficialità. E purtroppo dopo questo brutto passo falso, secondo di fila in casa, la settimana prossima da attenderci sono una partita mica da ridere, perché si vola in Liguria e si va a affrontare un Genoa che ti fa paura, Vitto? Assolutamente sì, fa paura nella misura in cui dobbiamo aver paura, ma se non abbiamo paura non fa paura. Scusate se mi chiudo con un bisticcio, ma è realmente così, cioè sta a noi non aver paura, sta a noi essere in grado di considerarci tanto sicuri da non dover temere nessuno. È chiaro, se incominciamo a entrare nell'ottica che abbiamo squadre da temere in Serie B, ci stiamo già mettendo in una condizione in cui non possiamo più pensare di essere più forti. Ed è tutto per quanto riguarda Vittorio, lasciamo andare adesso. Salutami Massimiliano. Certo, lo saluto a lui. Ciao Vittorio. Ciao Max, come stai? Insomma, si potrebbe stare meglio, ma devo dire che insomma non si capisce niente, ci illudiamo e poi ci becchiamo 4 gol così come se nulla fosse. Il clima di Venezia, la Venezia si affonda, è acqua alta. Non porta bene, Venezia al Cagliari non porta bene, bisogna dirlo. Assolutamente no, Max, è un disastro. Vabbè, è un disastro. Buona trasmissione. Grazie, allora grazie. Tirateci su, dai. Per noi è facile, non c'è il Cagliari di mezzo, quindi è facilissimo. Voi tipi di spiaggia, da spiaggia. Sì, oggi è l'ultima puntata, tra l'altro, quindi con Massimiliano Lorrai chiuderemo questo ciclo di 14 puntate, insomma, dai. Ci siamo divertiti. Complimenti a voi tutti, alla prossima occasione. Ciao Max. Ciao Vittorio, un abbraccio. Ciao a tutti, ciao. Salutiamo Vittorio Sanna, che quindi tornerà insieme a noi per la partita contro il Genoa che si svolgerà venerdì prossimo, in cui saremo in trasferta. Max, tu hai seguito il Cagliari in queste prime partite, cosa ne pensi? Guarda, ti devo dire la verità, ho visto degli spezzoni, anche oggi non l'ho vista la partita, e cosa ne penso? Secondo me la testa, perché come avete detto voi i giocatori ci sono, la rosa non è male, però sono fragili, cioè passiamo in svantaggio e poi andiamo nel pallone, e poi certi cambi, sono d'accordo con Vittorio, certi cambi possono complicare la partita, specialmente quando chi non entra subito in partita e non riesce subito a far bene. Sicuramente evitabili. Chi è che ti sta piacendo di più in queste prime uscite? Qual è il giocatore che ti ha impressionato maggiormente? Ma guarda, devo dire i giocatori che io ripeto, ho visto poco, però sicuramente stanno facendo bene il portiere, sta facendo bene Nandez, Mancosu, però non le ho viste bene le partite, quindi direi una cosa che magari non è precisa. Però da quel poco che ho visto, insomma, ripeto, la squadra secondo me gli uomini ci sono, non si riesce ad esprimere il gioco e subiamo troppo. È un potenziale che non sta venendo sfruttato, quello del Cagliari, perché poi ricordiamo anche quanto è lunga la rosa della nostra squadra, quante alternative abbiamo, e forse anche questa possibilità di scelta a volte porta Liverani a compiere delle azioni che non sono poi quelle che portano i risultati. Non lo so, perché secondo me lui ha i suoi fedelissimi come tutti gli allenatori, quindi insiste un po' su quelli e molte volte modifica la squadra anche se non andrebbe modificata, però voglio dire, insomma, non abbiamo iniziato bene il campionato, si è dimostrato un campionato difficile e complicato, così sarà, e quindi dobbiamo cercare di recuperare fiducia e sicuramente con qualche risultato positivo anche questo arriverà per forza, insomma, non possiamo continuare così. È sicuramente una sconfitta che fa più male di quella contro il Bari, arrivata 2 settimane fa, probabilmente perché stavolta il Venezia è venuto a sfidarci, è venuto a giocare a pallone, non è venuto a chiudersi
il partire, non è venuto a fare il timoroso per paura di subire la qualità del Cagliari, ma l'ha affrontato a viso aperto e l'ha battuto 4-1. E poi è vero che poi il gol del 2-1 di Cheryshev è arrivato nel momento migliore della squadra sarda, ma comunque non si può perdere la testa così, perché poi hai subito 3 gol nel giro di 10 minuti di una partita che stavi vincendo, stavi controllando, e a inizio secondo tempo sembrava che tu potessi andare anche a raddoppiare tranquillamente senza poi andarti a fare il finale così al cardiopalma, finale a cardiopalma che non c'è stata, ma per le motivazioni sbagliate. Sì, e poi questo dimostra il fatto che la squadra è molto fragile. Subito il secondo gol si poteva riprendere, recuperare, invece c'è stato proprio un momento di blackout dove la squadra è andata proprio a non ha capito più niente, e lì giustamente il Venezia ne ha approfittato segnando il terzo gol e poi dopo il quarto, insomma lì è una questione anche di testa. Secondo me devono lavorare molto anche sulla mentalità del Cagliari, che già dall'anno scorso, se ti ricordi a fine campionato eravamo proprio crollati mentalmente, e la partita contro il Venezia, l'ultima che ci ha condannato, dove non siamo riusciti a fare un gol, e lì siamo entrati in campo che eravamo già sconfitti, ecco. Mi ricordo che non c'era quella voglia di spaccare tutto come ci dovrebbe essere in quelle partite. Certo, abbiamo anche ricordato in precedenza, tu non eri all'ascolto, che il Venezia in quella partita addirittura ha permesso ai giocatori di andare a sposarsi, mancavano 8 titolari per l'ultimo match, cioè era proprio... Loro hanno fatto di tutto per farci vincere, dovevano solo fare un autogol, però non se la sono sentite perché sarebbe stato troppo clamoroso, però lì abbiamo sbagliato tutto noi, cioè tutti gli altri hanno giocato con lealtà, e siamo stati noi che eravamo in bambola. E intanto noi andiamo a controllare come sono i risultati finali di questa turno di Serie B per quanto riguarda le partite giocate sabato alle 2. Bari-Brescia 6-2 risultato finale. Andiamo a leggere velocemente i marcatori di questa partita estremamente divertente. Al 7° minuto Foloruscianto, quello che dicevamo l'altra volta che ce l'avevamo contro. Sì. È difficile da leggere. È complicato, sono d'accordo. Sì, un bravo ragazzo, ha segnato lui il 2-0 di Bellomo, e il 3-0 sempre nel primo tempo è arrivato per merito di Khedira che si è reso protagonista anche della rete del poker al 55esimo, e dal 68esimo è arrivato il 5-0 di Antenucci, condito finalmente poi al 77esimo dal 6-0 di Schleider, con il Brescia che poi ha salvato per quanto possibile alla faccia nei minuti finali, all'86esimo con il gol di Holzer e al 91esimo con il gol di Moreo. Leggiamo leggermente il resto dei risultati. Cittadella Ternana 0-2, Modena batte Reggina 1-0, questo è il risultato sorprendente per il grande avvio di campionato degli ospiti. Palermo che cade in casa contro il Sud Tirol per 1-0, il Parma riesce a portare via i 3 punti nel match casalingo contro il Frosinone, e infine uno dei big match della giornata, quello tra Spal e Genoa, si conclude con il 2-0 degli ospiti, che quindi continuano il loro ottimo inizio di campionato. In Spagna è finita la partita tra Cadice e Villarreal con il punteggio che si è fissato sullo 0-0, mentre in Serie A il Napoli ha appena iniziato il suo secondo tempo, risultato di 3-1 col Torino che ha accorciato le distanze col gol a 1 minuto alla fine di Sanabria. In Bundesliga intanto diamo i risultati parziali, visto che ci siamo e visto che vi informiamo sempre per quanto riguarda il calcio internazionale. Colonia Borussia Dortmund 0-1, Francoforte Union Berlino 1-0, Friburgo Mainz 1-0, Lipsia Bochum 2-0 e Wolfsburg Stoccarda 1-1. Si sono sbloccate tutte le gare in Germania e noi rimaniamo così. Adesso ancora un paio di minuti prima di lasciare totalmente la palla tra i piedi di Massimiliano
Massimiliano Medda e Massimiliano Lorrai con l'ultima puntata di Tipi da spiaggia. Tiriamo le somme insomma di questa Cagliari-Venezia, un Venezia che alla fine ha meritato di portare a casa il risultato, e il Cagliari deve solo fare mea culpa per come ha approcciato soprattutto la gara in una giornata che poteva essere diciamo soleggiata anche nell'umore, oltre che per quanto riguarda la stanchezza dei giocatori in campo. Un peccato, davvero un peccato, perché tra l'altro Mancosu al secondo gol, ufficialmente capocannoniere della nostra squadra, e questo dice tanto. Massimiliano, solo 2 gol per ottenere il titolo. Sì, gli attaccanti non stanno facendo, eppure sono anche attaccanti forti, certo. Pavoletti, La Padula, Mancosu, insomma è un periodo, forse il tipo di gioco che non fornisce molti palloni agli attaccanti, ma io sono convinto che dopo questa sconfitta così pesante, perché perdere in casa 4-1 è un'umiliazione, io penso che la squadra debba cambiare rotta e lo farà sicuramente contro il Genoa, per forza ci deve essere una reazione, perché altrimenti rischi di non andare da nessuna parte, di stare lì in mezzo alla classifica in un campionato che potenzialmente potremmo vincere, però bisogna cominciare a fare i 3 punti, altrimenti non c'è niente da fare. Già, assolutamente, perché poi le altre squadre ricordiamo che corrono, cioè non stanno lì ad aspettarci, e tra pochissimo andiamo a leggere anche la classifica prima di salutarci e lasciare spazio alla pubblicità, perché con alcune gare che devono essere ancora giocate, naturalmente non sono giocate ancora tutti, la classifica recita Reggina 15, Bari 15, Brescia 15, Genoa 14, che quindi adesso è lì a guardare i primi da pochissima distanza, Ternana 13, Frosinone 12, Parma 12, Cosenza 11, Cagliari 10 al 9° posto, Sudtirol 10 punti, Spal 9, Venezia 8, Ascoli 8, Cittadella 8, Benevento e Palermo a 7, il Modena 6 punti, Perugia e Como 4 e il fanino di coda è il Pisa con appena 2 punti conquistati. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, lasciamo spazio alla pubblicità e dopo di noi ci sarà appunto Massimiliano Medda, Massimiliano Lorrai con Tipi da spiaggia. Grazie a tutti. Noi ci sentiamo venerdì prossimo niente, vi auguriamo un buon weekend. Speriamo a suon di gol. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound, l'accendi e ti accende. Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts.
That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth, and now he calling me. Why do I feel like this? What's happening to me? Oh, oh, oh. Am I ready? Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? You can figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You can serve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You can figure it out. To be loved, to be loved. How am I supposed to love somebody else when I don't like myself? Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, 'cause you know I've been through. Am I ready? Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? You can figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You can serve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You can figure it out. To be loved, to be loved. You found me, I was fed up with the fantasy. What you wanna do? Think I'm ready? Ooh, think you like that? Think you like that? When I clap back like that, let me know. You found me, I was fed up with the fantasy. What you wanna do? Think I'm ready? Ooh, think you like that? Think you like that? When I clap back like that, let me know. Am I ready? Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? Figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You can serve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? Figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? Today I would have run away, and I don't know why. I don't know why. No why. Am I ready? Today I would have run away, and I don't know why. No, I don't know why, but I'm ready. Radio Super Sound. Radio Super Sound. L'accendi e ti accende. Sei proprio tu, che cosa vuoi di più? Il poro poro pom pompero, che non mi chiami più. E poro poro pom pompero, che fumi Lucky Strike, che non ti basta mai, che non ti basti mai. E poro poro pom pompero, che dice tutto qua, che dice tutto qua, che ti ha rubato il cielo. E il poro poro pom pompero, che ti hanno dato zero, e zero è quel che hai, è tutto quel che hai. Oh yeah, yeah, il tuo cervello non pesa un chilo, da troppo tempo non passa di qua. Voglio saltare sul treno quando l'amore arriva in città. Sei proprio tu, che cosa vuoi di più? Il poro poro pom pompero, che cosa voglio io? Il poro poro pom pompero, che fumo Lucky Strike, che non mi basta mai, che non mi basto mai. Unico in quanto solo, che dico è tutto qua, che dico è tutto qua, che mi ha rubato il cielo. E il poro poro pom pompero, che dico i giorni miei, belli son pianti sai, e non con gli occhi tuoi. Oh yeah, yeah, il tuo cervello non pesa un chilo, da troppo tempo non passa di qua. Voglio saltare sul treno quando l'amore arriva in città. Il tuo cervello non muove il chilo, da troppo tempo sei
ever said goodbye, never let you go. You can make a grown man cry if you ever left my side, never let you go. Got the only air in my back pocket. If you ever left, I guess I got it. Having in me crying, crying. Ooh. Baby, you're the key to my heart, lock it. If you ever left, never unlock it. Lonely like an island, island. Ooh. If my love ain't your love, it's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's love but yours. If my love ain't your love, it's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's touch but yours. You can make a grown man cry if you ever said goodbye, never let you go. You can make a grown man cry if you ever left my side, never let you go. Got the only air in my back pocket. If you ever left, I guess I got it. Having in me crying, crying. Hit me like a drug and I can't stop it. Fit me like a glove and I can't knock it. I ain't even lying, lying. If my love ain't your love, it's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's love but yours. If my love ain't your love, it's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's touch but yours. If my love ain't your love, then it's nobody's. Only yours, only yours.